All the Italian Food oggi fa tappa a Napoli, l'antica capitale del Regno delle Due Sicilie. In realtà le origini di questa città sono molto più antiche, risalgono addirittura all'epoca greco-romana. Poi da queste parti si sono succedute tantissime, veramente tantissime dominazioni, i greci, i romani, gli spagnoli e poi naturalmente gli arabi, e ci sono stati addirittura i francesi e i normanni. Tutto questo potpourri di dominazioni ha dato vita ad una cucina assolutamente variegata, alla base della quale ci sono ingredienti genuini, ma che però hanno avuto la contaminazione della grande fantasia dei napoletani. Due i tipi di cucina che ritroviamo da queste parti: quella con gli ingredienti più raffinati, le preparazioni più elaborate, la cucina dei ricchi, delle classi più agiate, e poi c'è la cucina più povera, quella fatta con gli ingredienti genuini della terra, che tutti i giorni si acquistano nei mercatini rionali, che tra l'altro vi faremo vedere proprio nel corso di questa puntata. Sono alla base della cucina tradizionale partenopea, quella che si consuma tutti i giorni nelle trattorie di questa città, e ovviamente alla base di questi piatti straordinari c'è una tradizione particolare, quella che i napoletani ci hanno confidato, quella che hanno confidato alle nostre telecamere. Anzi, venite con noi, facciamo un viaggio e chiediamo a loro qual è il piatto principale, più gustoso, più tradizionale della cucina napoletana. Dai ragazzi, vai! Secondo me portare aspettare avrà e tacci trovato spaghetti alla luciana con i porpettini piccolini, i polipetti, Un bello spaghetto a vongole. Spolvecarielli alla maruzzara e alici in bottiglie con non provola secca del giorno prima, impanare le due alici attaccate con la provola al centro, con pane grattugiato e friggere. Ah, un bello paccarone fatto a raù, bello saporito con poche provolari, vai in porto, vai! È un bello pulla cacciatore, la dolce mia signora si mangiò. Calà fritto, poche fette che caccia pollo, la canna pezzaiola, pasta e fagioli, spolichini. Fagioli che cozzico, spaghetti che cozzica. Spaghetti al pomodorino fresco. E scarollo che fagioli. Aspito, quella è una cosa speciale. Genovese. E cozzichi per miciere. Una bella genovese. Dragù. Ah, pasta e fagioli, pasta e ceci. Una bella pasta e fagioli con la pasta mischiata. La pasta fungo, un brodo, c'è tanta cosa mangiante. Melenzane a funghetti, melenzane a scarpone, melenzane a pollastella. Spaghetti al pomodoro fresco. Gnocchi a ragù. E puppetelle, la tracciulella, con salsiccia. Non si mette, ma prima si mette. Che ora che ci sto? Quando hai voglia, ore. E la fa panna, voglia la coppa tanto bella, pappuliate. Come fanno a Santa Fe, come fanno ad Hollywood, e a questa scusa i La pizza, i vermicelli a vongole, Le mulignane a scarpù. la mozzarella in carrozzella. Margherita, pizza margherita. We just was in Da Michel pizza. So Da Michele. Da Michele. Yes. Zuppa di cozza. Ok? C'è stato un pesce, che c'è noi, quello che buca c'è stato un pecozzolo. Ampa di cozzolo. E faccio la maruzzata. E che c'è una cosa più bella che si fa. Il piatto napoletano è la cosa più bella del mondo. Es muy človek, melancolio. Un
Un viaggio coloratissimo e molto suggestivo nei mercatini rionali napoletani ci ha portati qui sul lungomare. Siamo a Mergellina, dove in particolare i ragazzi nelle giornate più calde vengono a cercare un po' di refrigerio in questo mare assolutamente straordinario. Ovviamente si tuffano dagli scogli, perché qui la spiaggia non c'è assolutamente. E attenzione, perché sotto il pelo dell'acqua cresce uno degli ingredienti fondamentali della cucina tradizionale partenopea. I frutti di mare, in particolare la cozza, che si attacca agli scogli che sono proprio qui davanti, dove i pescatori vengono a raccoglierle, armati soltanto di mani e un coltello.